Gli stabilimenti industriali che utilizzano o detengono sostanze pericolose rappresentano un rischio per la popolazione e l'ambiente circostante ed è pertanto fondamentale la prevenzione. La Regione Veneto, da sempre attenta e sensibile al tema, si avvale di collaborazioni universitarie anche in questo campo. La Regione del Veneto è una delle regioni italiane in cui sono presenti un consistente numero di impianti che trattano sostanze pericolose che normalmente sono definiti impianti Seveso. Ovviamente, oltre che l'azione di controllo dell'ARPA Veneto e dei Vigili del Fuoco, c'è un notevole sviluppo di attività di ricerca in ambito regionale e nazionale. La collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Università di Padova è molto stretta. Ad esempio, negli ultimi anni abbiamo sviluppato uno studio relativo al rischio negli impianti di trattamento dei rifiuti e le linee guida che sono state sviluppate in un gruppo di lavoro della Regione del Veneto insieme a Università e Vigili del Fuoco sono state anche adottate a livello nazionale e tra l'altro il dispositivo è uscito sulla Gazzetta Ufficiale. Noi abbiamo costituito un corso di laurea in ingegneria della sicurezza civile e industriale che permette di sviluppare analisi del rischio e quindi sistemi di previsione e prevenzione dei rischi, compresi appunto i rischi industriali e i rischi incidentali, attraverso una visione a 360 gradi. Settori delicati dove anche i professionisti del soccorso civile, i vigili del fuoco, hanno un peso fondamentale. Anche con loro la Regione Veneto ha voluto attivare un'apposita convenzione. La Regione Veneto ha 42 attività a rischio di incidente rilevante, quindi soggette a direttiva Seveso. Anche nel nuovo codice di protezione civile l'autorità è la Regione Veneto, l'autorità di protezione civile insieme al sindaco, quindi questa interoperabilità tra le varie amministrazioni è fondamentale ed è importante la collaborazione con la Regione appunto per le criticità che si sono riscontrate negli ultimi anni nelle attività di Porto Marghera principalmente, ma se pensiamo alle attività del Vicentino, le cromature. Regione Veneto, sicurezza sempre al primo posto.